Adesso addentriamoci nella cultura e nella tradizione insieme a Emanuele Garau che torna con noi. Buongiorno Emanuele. Ben trovato. Ben benissimo, io sono felice perché già quando siamo incontrati la prima volta che abbiamo raccontato appunto un po' la carriera, e ce ne sarebbe stato tanto altro da aggiungere di Emanuele, poi gli ho detto ma a me tutto questo affascina, certo non saremo noi i primi a raccontare tutto ciò, lo hanno già fatto molto bene tanti altri che sono passati e che hanno molto più le carte in regola di me per parlare ovviamente di tradizioni, ma sicuramente non l'avranno più di Emanuele Garau, che questo fa nella vita, insomma si occupa di entrare in tutto ciò che appunto la tradizione può raccontare, e ancora oggi è fondamentale raccontare, secondo me, per tener viva proprio. Assolutamente fondamentale, conoscere le proprie radici è un modo per andare avanti nel futuro con maggiore consapevolezza. Diceva il saggio, non si può andare avanti senza sapere cosa hai alle tue spalle. Esatto. Si perde la memoria storica, ha ragione lui. Si Esatto. palestra la vita. Stamattina parliamo di ballo sardo. Si parla di Che ballo è un sardo. mondo Lo sconfinato. facciamo ballare, È un mondo- Gli facciamo fare una prova. Siccome tu vuoi tuffarti nella realtà di Valori Sardi, Ma lei oggi è parla e non l'occasione. sa neanche che cos'è, non sa neanche Il muovere ballo due sardo, mosse. guardi, io l'ho ballato nel passato. Fammi vedere. Ma adesso io sono appesantito. Sì. Però quando ero Vabbè. giovane come Dai, voi. facciamo parlare Emanuele che forse Vai avanti Emanuele. E sta nel fascino Sì, del se stai ballo. zitto, sì. Tu devi star zitto. Mamma mia, oh. Sì, lui- Emanuele un po' più mi vicino sono- al microfono, te lo avvicino io. Bene, io mi sono appassionato al ballo sardo da quando ero bambino, poi ho fatto una tesi di laurea su questo argomento, ho pubblicato un libro e poi ho continuato a immergermi in questo mondo, inizialmente da ragazzino nell'ambito dei gruppi folcloristici che hanno un certo tipo di approccio al ballo sardo, e per fortuna invece in questi ultimi anni c'è un ritorno a quello che era il ballo sardo di piazza. Io ho attivato delle situazioni dove si insegna il ballo sardo per chi non lo sa ballare, ma comunque diventano dei momenti di incontro per gli appassionati, e quindi anzi ne approfitto e saluto così tutti i miei allievi delle scuole di Monserrato, di Assemini e di Guspini, che settimanalmente ci si incontra per divertirsi insieme. Ecco, uno pensa che questa pratica, quella del ballo tradizionale, sia sempre legata a chi ovviamente è diventato anziano e quindi ha avuto quel tipo di impostazione culturalmente parlando e di insegnamenti. Invece ci sono tanti ragazzi. Sono tantissimi ragazzi, ma pensa che tutto è nato da un'idea geniale di un grande studioso che si chiama Dante Olianas, che nella metà degli anni 90 ha inventato la discoteca di ballo sardo. Lo abbiamo avuto ospite E quindi, esatto, sì, l'ho seguito qualche anche giorno quando fa. è stato vostro Qualche ospite. giorno Con fa, settimana scorsa, Sì. venerdì scorso per essere Una preciso. settimana fa. E Dante ebbe No, non è una questa... settimana, No, oggi meno, è meno. martedì, venerdì scorso. Qualche giorno fa. Comunque Dante ha avuto questa intuizione geniale, non ha inventato niente di nuovo perché ballare si ballava comunque, ma il fatto di dargli questo nome di discoteca e ballo sardo aveva riunito tutte le persone appassionate di questo genere, e a me, che faccio canto popolare da tanti anni, negli ultimi 5 anni mi si chiede di proporre quasi esclusivamente serate dove il ballo tradizionale è al primo posto. In bassa frequenza vedo un'immagine che ha attinenza con noi, Sì. appunto Questa- un'epoca che ormai è passata Ma da sei leggermente un neolitico, po' di questa- tempo. Neolitico. Questa è la prima testimonianza di ballo in Sardegna, ed è una scodella della cultura di Ozieri, ed è conservata al Museo Sanna di Sassari, dove gli studiosi vedrebbero una scena di ballo, in realtà la scansione con le figure antropomorfe che si tengono per mano, nonostante la geometrizzazione delle figure, fa ricordare quello che può essere la scansione Possiamo tipica di un collocare ballo il tempo? tradizionale. Esatto. Quel esatto. neolico dicevamo noi? Sì, oh, sì, perfetto. sì. È molto, Quindi non sono antichissimo. moltissime le testimonianze di ballo in Sardegna, ma quelle che abbiamo sono fondamentali per comprendere quanto questo ballo sia rimasto legato ai giorni nostri, a quello che era il passato. Ma la domanda mia è: i passi del ballo sardo hanno ovviamente un senso, cioè nel senso si fanno quei passi che sono stati studiati e poi insegnati. Sì. Ma io a parte ho visto anche nelle immagini che abbiamo fatto vedere di Benson con Dante Olianas del freestyle, cioè Sì. proprio ballo sardo. Come sempre si parte da una base
fondamentale. Ma la tecnica cosa prevede? Cioè, perché poi ci sono 1000 sfaccettature, Dipende. c'è il ballo tundu, Dipende, il ballo qui, esatto, il ballo dipende là, io non conosco tutto, però. dalla zona nella quale si balla. Quanti nomi di balli ci sono? Tu pensa Sul ballo che- tundu è quello che conosco più di tutti. Come C'è balludundu la però, stella, vero, la sì, stella, però che- col termine balludundu ci si riferisce Cristone, al l'esperto ballerino, il Morese. al movimento coreografico, quindi il ballo in cerchio. No, non è balletto. In realtà i passi possono cambiare, perché nel sud Sardegna si balla in un determinato modo, nel centro in un altro modo, nel nord Sardegna ancora in un altro modo, ma tu pensa che ogni paese aveva nel proprio repertorio tradizionale anche 2 o 3 balli. Ora, se tu lo moltiplichi per i 277 comuni, Quindi abbiamo una varietà immensa. è immensa, certo. Si triplica il numero dei Esatto, balli, chiaramente. esatto. Però è ovvio che non esista una specifica. Cioè, ognuno lo interpreta un po' come vuole, o c'è una regola che è filo fondamentale? conduttore, le regole filo sono molto conduttore precise. C'è per tutti Esatto, i tagli. le regole Ma su Balutundu a Cagliari e su Balutundu a Sassari sono uguali? Allora, col termine balludundu, ti ripeto, ci si riferisce al ballo in cerchio. Poi in alcuni Esatto. paesi viene attribuito alla forma del cerchio anche quel tipo di passo. Ok. Però esiste il ballo a passo d'orrau, il ballo a dillu, a sabicchirina, a subicchiri, sadanza. E i nomi da cosa sono dati? Dalle località, dalle no? caratteristiche. Per esempio c'è un ballo nella zona nord-est della Sardegna, nella zona della Baronia, che viene chiamato su ballo brincu, perché è caratterizzato da un continuo saltellare. Brincare deriva dallo spagnolo, sì. dove il saltello è, quindi ballo brincu indica un ballo particolarmente saltellato. Oppure in Capitano c'è Suvassa Tresi, che indica il ballo a 3 tempi. Bene, mandiamo allora questo Sì, contributo direi che abbiamo preparato, così almeno capiamo ancora meglio. Prego. Hanno coroso andato e hanno coroso andato a battire vanno a prendere, 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 e s'andare in su vendere, la porcherà, la comandicato, hanno coroso andato a battire vanno a prendere, a battire vanno a prendere. Morinetta, 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 vale quinta, sorriso e suichinato, l'anda sta morato, che luoga dai spinta, che luoga poca, che luoga dai spinta, morinetta, 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 vale quinta, Immagini meravigliose dello studio 1 della piazza di Sardegna 1, dove appunto insomma sono andate in scena tante trasmissioni legate alla tradizione e condotte in maniera molto professionale e con grande conoscenza da Giuliano Marongiu, che salutiamo tra l'altro. Che è un amico. Ciao Giuliano. È quella l'espressione del ballutundu? Quella è una forma di balludundu, esatto, con il passo con battuta sul piede destro, tipico dell'area centrale della Sardegna. Ma da un punto di vista dei significati dei balli, avevano un utilizzo anche per appunto socializzare, no? Assolutamente Però io sì. nelle immagini di Benson, l'altro giorno l'ho detto anche ad Antolianas, ho notato in realtà insieme a Fabio mentre montavamo
che non esiste uomo, o meglio non esisteva uomo al tempo, che se non avesse avuto una donna la cercasse nella donna di un altro piuttosto che in una donna che era lì libera. No, se non c'era una donna si prendeva sotto braccio un uomo. Ma c'erano delle regole molto precise. Tu pensa che già Alberto La Marmora agli inizi dell'Ottocento, col suo famoso viaggio in Sardegna, parla del ballo sardo e mette in evidenza queste regole del ballo sardo. Faccio un esempio: se noi stiamo ballando tutti insieme e io ho la mia ballerina alla mia destra, nessun uomo potrebbe entrare alla mia destra per dividermi da questa ballerina. Addirittura La Marmora dice che a causa della trasgressione di queste regole si è andato incontro a faide sanguinosissime. Era un disonore, era un affronto. Teniamo presente anche che la Chiesa ha dato una serie di indicazioni. Fino al 500 si parla del ballo sardo all'interno delle chiese, quindi legato a riti probabilmente di epoca pagana che sono sovrapposti poi alla religione cristiana, e poi soltanto col 700-800 il ballo è uscito dalle chiese e è diventato ballo di piazza. Ti fermo, abbiamo la pubblicità, tra poco Beppe Dettore al telefono con noi, poi continueremo a parlare di ballo sardo, quindi di tradizioni, ma non sarà l'unico momento in cui lo faremo, lo dico già, poco prima di Natale, il 22, tornerà con noi appunto Emanuele Garau, quindi diamo già appuntamento alla settimana prossima. Comunque rimanete lì, tra poco si torna. Pubblicità! Saluto Beppe Lettori, che tra l'altro purtroppo non riusciamo ad avere in onda perché è lì per prendere un volo, quindi è in un momento un po' complicato, però ha fatto una cosa molto bella a proposito di tradizioni, un progetto che è legato a una canzone che si intitola Abba, quindi acqua, e questo progetto, nato dalla collaborazione tra l'altro con i tenori De Bitti, Remunnu e Locu e Paolo Fresu, è stato presentato, insomma, anzi verrà presentato il 18 di dicembre, perché è stato pubblicato il 18 novembre, proprio a un anno esatto dal ciclone Cleopatra, e il 18 di dicembre sarà presentato al Cinema Ariston a Bitti, proprio a Nuoro. Insomma, quello che Bitti è, lo sappiamo tutti, 5.000 abitanti, una culla del celebre canto a tenores, certo. E lo sappiamo perfettamente, e che abbia subito danni infrastrutturali con quell'alluvione è altrettanto noto, 20 milioni di euro per essere precisi, e è stato costretto praticamente a rimandare a data da destinarsi il progetto e i fondi del Museo Multimediale a canto a tenore, che è inserito dall'UNESCO tra i patrimoni orali e immateriali dell'umanità, e perciò considerato proprio patrimonio intangibile dell'umanità. Siccome però quello che è successo ha distratto quei fondi che sono serviti per l'emergenza, Beppe ha pensato con questa canzone di devolvere tutti i proventi per aiutare l'arte con l'arte. Quindi Beppe, Paolo Fresu, i tenori grandissimi nomi della musica, grandi nomi della musica in Sardegna e non solo. Io ringrazio Beppe per questa cosa e spero di averlo poi presto anche qui in studio. In realtà dovrebbe essere proprio a gennaio che verrà a trovarci dal vivo, e magari anche prima della fine dell'anno, prima del Natale, riuscire ad avere lui al telefono per parlare meglio di questa cosa. Però insomma rimane nelle tradizioni, rimane inserito musicale in un contesto di tradizioni delle quali torniamo a parlare con Emanuele Garau, e del ballo tradizionale sardo. Questa immagine molto bella che facciamo vedere adesso. Queste immagini sono le immagini di Simone Manca di Mores, che realizzò queste immagini per regalarle a Sua Maestà il Re, e siamo alla fine del 700, no scusate, fine 800, e dedicò queste immagini appunto a Sua Maestà il Re Savoia. Quest'altra invece è di Gaston Vuillier ed è un Umberto ballo, I, fino in 800 era Umberto I. Esatto. Questa qui si trova al Palazzo dei Matrimoni a Cagliari, ed è di Filippo Figari, ed è una danza di Busacchi. Questo invece è Tarquinio Sini, che interpretava il ballo popolare in maniera quasi caricaturale, e io ho voluto mettere insieme un po' di immagini che rappresentassero il ballo sardo. Da tanti anni io mi occupo
di tradizioni popolari e lavoro nelle scuole con la legge 26 che tutela la lingua e cultura sarda. Ho avuto il piacere di lavorare spesso con corsi di formazione per insegnanti o anche corsi con i bambini, e quindi mi capita molto spesso di mostrare queste immagini. Sai, in questi anni c'è stato questo grande recupero della danza popolare, e quindi quando si risveglia una passione che era stata messa un po' da parte, è sempre una cosa molto bella. A volte ci può essere un po' di amarezza, perché mi rendo conto che tante volte ci sono delle persone che non hanno una grande preparazione dal punto di vista culturale, perché chi fa danze popolari deve avere certo la conoscenza in ambito popolare, ma supportarla da studi, e quindi in alcuni casi abbiamo dei pseudo maestri o in altri casi persone che sono espertissimi danzatori, ma ai quali manca proprio la capacità didattica per poter trasmettere le conoscenze in maniera corretta, perché il ballo sardo è caratterizzato da grandi e serie regole che vanno rispettate. Ogni danza ha la propria estetica, come esiste l'estetica della danza latinoamericana, esiste l'estetica del ballo sardo. Poi non c'è rigore maggiore che nella danza in generale, cioè proprio nell'impostazione di qualunque ballo, di qualunque insegnamento e anche di qualunque avvicinamento a una pratica che è legata alla danza. Chiunque ci si immerga deve sapere che ci vuole tempo, dedizione e rigore. Assolutamente, perché soprattutto nella tradizione popolare gli anziani conoscono quelle che sono le regole e devono essere rispettate, se no si fa altro. E i giovani su queste regole come rispondono? Cioè, nel senso, siccome è sempre molto complicato far rispettare le regole a quelli un po' più giovani, riesci subito a impartire? Assolutamente sì, nel senso, guarda, ho un'esperienza di ragazzi molto giovani ai quali piace il divertimento, quindi ballare anche altri tipi di danze, però sanno vestire quei panni dell'abbigliamento tradizionale, ossia quel rigore caratteristico delle danze sarde. Le danze sarde sono delle danze basse, la parte superiore del corpo è praticamente immobile, la rigidità del tronco è fondamentale, e quindi è esattamente l'opposto alle danze latine, per esempio, dove invece c'è un movimento sinuoso di tutto il corpo. Ma come si impara a ballare il ballo sardo? Da soli o in coppia? Il ballo sardo è un ballo corale, quindi si balla in cerchio insieme. Cioè non è che impari i passi per conto tuo prima. Ci può stare, però è proprio la condivisione, il ballare insieme che porta il divertimento. Se uno balla da solo, come si dice in sardo, intendi solvagus in proteddu, nel senso che così. Abbiamo anche queste immagini che stanno scorrendo nel frattempo in sovraimpressione, che danno sempre appunto l'idea di quello che stai dicendo. Questa è un'immagine tu, molto bella di uno strumento che purtroppo è quasi questa sciampita. Questa immagine, questa immagine è molto interessante perché c'è il suonatore di pipaiolo e tamburino, e c'è un solo suonatore che si chiama Orlando Magia, che ha tentato di ricostruire questo strumento ormai scomparso. Questa è la sciampitta, dove ci sono meridione di Sardegna, del Campidano. No, però un attimo solo, non vada troppo veloce, non prende iniziative, presidente Mameli, che come sempre si attiene poco alle regole. Lui è uno che le regole proprio non le osserva. Stava raccontando una cosa carina su uno strumento, gliela fai finire, perché se poi lo porti oltre, ma chi se ne frega, l'ha già detto prima. Regole, le regole le ho detto io, lei segua. Tu sei un dittatore oppressivo. La democrazia per te però quello non strumento esiste. che stavi esalta le piccolezze dialettiche. Lo troviamo anche in questa immagine. Questo strumento è il suonatore pipaiolo e tamburino. Lo stesso musicista era in grado di dare melodia e ritmo, perché con una mano suonava lo zufolo in sambuco, in legno di sambuco, e con l'altra mano dava il ritmo. Purtroppo l'ultimo suonatore è scomparso negli anni fine anni 50, inizio anni 60, si ha soltanto qualche registrazione, e c'è un mio caro amico, un grande musicista che si chiama Orlando Magia, che ha costruito oltre 40 strumenti per poter riottenere quella tonalità e soprattutto determinare la distanza dei fori dello strumento, perché avendo perso questo strumento era impossibile ricrearlo, esatto, però è riuscito a riproporre questa cosa. Diciamo che il presidente Mameli non conosce lo strumento, però anche lui sarebbe stato un grandissimo pipaiolo, forse lo è anche adesso, probabilmente. Però la mia musica produce armonia, certo, dolcezza. Io lo zufolo a lei l'ho visto. Infatti tu sei stata avviluppato, sovente anche vittima di questa
di questo gadio musicale che ha governato la mia vita. Prego, Emanuele, non raccogliere la perniciosità dialettica di questo ombroso signore e vogliamo chiudere in bellezza. Abbiamo già perdonato. Mi perdoni, lei è un po' come la scimmia del circo in basta dare le noccioline e lei si manipolava no, lasci stare le mandibole perché amava mangiare le noccioline. Ora, ritornando, scusa Emanuele, d'altronde il presidente ha delle reminiscenze, così non conosce direttamente degli strumenti, ma delle reminiscenze che io adesso ad utilizzare quegli strumenti in maniera differente. Ma al di là di questo, tornando a chiudere andiamo a chiudere in bellezza questo argomento, cioè il ballo sardo, possiamo dare un'idea di quanta gente, quanti sono i gruppi di ballo? Una marea, per ogni paese ce n'è uno. Più di uno. Pensa che a Quartu Sant'Elena ce ne sono almeno 6. Ecco. Sì. A Sestu ce ne sono 3, 2 o 3. Elmas, il paese dal quale vengo io, ce ne sono 2. Ad Assemini ce ne sono 3. Quindi moltiplica possiamo dire questo. che questo tipo di pratiche e la tradizione sotto questo profilo musicale, quindi del ballo, della musica sarda, è difficile, perché uno dice sempre ma prima o poi qualcuno smetterà, cioè nel senso scomparirà, ci sarà poco la possibilità di tramandarla. A me non sembra, perché abbiamo avuto un periodo molto difficile. C'è stato un periodo di flessione. Sì, perché il ballo era diventato quasi un ballo quasi esclusivo dei gruppi folcloristici, quindi è diventato un ballo anche antiquato. Esatto, una cosa, guardava il nuovo, una cosa grezza era considerato. Invece, dicevo, per fortuna in questi ultimi 15-20 anni c'è stato un recupero e quindi anche una giusta collocazione. Ci sarà eventualmente, poi avremo modo di parlarne in qualche altra occasione. Io ho detto il 22, in realtà tu tornerai il 23, scusa, sì, martedì prossimo, tra una settimana. Sì. E dicevo, io ho partecipato ad uno studio universitario, però ve ne parlerò appena avrò l'autorizzazione, dell'Università di Cagliari, legata proprio al ballo sardo. Quindi c'è un'attenzione, una grande attenzione anche ormai a livello colto, quindi non soltanto una passione per persone che l'hanno vissuto da bambini o che appartiene alla propria cultura, ma tante persone. Pensa che tra i miei allievi c'è una signora che viene dalla Francia, un ragazzo brasiliano, una ragazza marocchina, quindi comunque il ballo sardo è diventato un ballo internazionale, esatto, a prescindere dall'etnia di provenienza. Bene. Si rivedranno mai in giro per i paesi, non solo appunto i gruppi folk, ma anche i comuni cittadini, magari avvicinarsi a un gruppo che sta ballando e ballargli intorno? Esisterà mai? Succede, esiste già. Guarda, vi invito, se avete piacere, a Soleminis il 28 dicembre ci sarà una serata di ballo sardo, certo, lui andrà a ballare, dove appunto sarà aperta soltanto per chi ha voglia di ballare. Bene, se io vado a ballare, lei va a suonare lo zufolo. Guarda, nella 300 avvengono, sì, io vado a ballare. Avevamo dei messaggi che volevo chiudere con questi, sì. Siamo in chiusura, prima di salutare Emanuele e darci appunto fra 7 giorni per essere precisi. Se ce li abbiamo me li mandate? No, non li abbiamo, li hai tolti? Non ce ne hai più? Va bene, ok. Ne avevo visti alcuni ancora con complimenti ad Alfredo Barrago, quindi va bene, insomma li rinnoviamo ancora una volta. Grazie Emanuele, grazie sempre un innanzitutto per la tua grande preparazione e anche per il piacere con il quale insomma ti stiamo ad ascoltare, sì, quindi la grande capacità comunicativa, testimonianza di questi valori culturali e tenendo presente che Emanuele fa parte dei giovani, quindi è uno che fin da molto giovane ha creduto in tutto questo, non e crede più giovanissimo, ma insomma ci sono molto a parte che non invecchi mai, perché le immagini che abbiamo visto prima risalivano a qualche anno fa ed eri identico, quindi insomma probabilmente hai trovato l'elisir di lunga vita. Ciò che ha trovato anche lei, presidente Mameli, incredibile, guarda. Davvero, grazie. Ma secondo me è il gatto. No, per cortesia, dai, Matteo. A domani ragazzi, a domani. Noi vi lasciamo per questo martedì, ma domani alle 8 torneremo. Stasera le repliche come sempre, Sardegna 3 canale 272 alle 21, Sardegna 1 canale 19 all'1 di notte, e per il resto c'è Master Mameli. Grazie alla squadra. Grazie. Cristian Manca, Gigi Perra, Stefano Perra e DJ Fabietto, salutiamola tutta al completo come ogni volta. Del resto, e noi appunto vi congediamo con la campana. A domani alle 8, cari telespettatori. Ciao ciao.